Sull'occupazione del suolo pubblico, lei oggi ha sferrato un altro attacco all'amministrazione comunale. Guarda, io avevo fatto la conferenza stampa giorni fa per dire che l'amministrazione aveva erroneamente fatto pagare una somma a una ditta. Oggi lo posso dire, la ditta è la Onwise di Ice One di Totoli Causi, che ha montato una bellissima pista di pattinaggio su ghiaccio alla Villa Bonviglio. Su questa ora ci ritornerò, e che stava erroneamente portando sulla strada sbagliata un'azienda che sta investendo dei soldi ad Agrigento, e si vede richiesto un contributo per il suolo pubblico di 3.045. Io conosco i regolamenti, non si possono sovvertire le situazioni, non si può usare 2 metri e 2 misure con una stessa situazione, assolutamente no. Io ancora oggi dimostro che l'amministrazione Zambuto non è un'amministrazione, ma è una disamministrazione Zambuto. Dimostro ancora una volta che l'amministrazione Zambuto procede a tentoni, non ha uno spirito collaborativo con la città. Bastava chiamare le creative, bastava chiamare il signor Licausi e non si sarebbero create situazioni che ancora oggi il signor Licausi subisce assieme alle creative, perché ancora oggi il signor Licausi vengono notificate nuove piante, planimetrie. Il signor Licausi non può spostare i suoi stand da dove sono posti. È inutile che qualcuno voglia riparare l'irreparabile, perché il signor Licausi in quegli stand dovrà permettere alle persone di mettere i pattini. Con i pattini non puoi andare in giro tra la villa, devi entrare direttamente sul ghiaccio. Allora evitiamo di fare stupidità, evitiamo di continuare a andare contro i nostri imprenditori, lodevoli imprenditori, perché il signor Licausi si è visto notificato un pagamento che da 3.045 dovrà arrivare a 9.831. Nessun altro imprenditore, presumo, si sarebbe preso carico di questo ulteriore pagamento di suolo. Ormai il signor Licausi ne ha preso coscienza, ha capito che l'amministrazione gli aveva giocato un brutto scherzo, andrà a pagare tranquillamente. Io sul pagamento proprio dico questo all'amministrazione: ci sono dei lavori da fare alla Villa Bonfiglio, l'amministrazione non aveva previsto l'introito di questi soldi perché avevano previsto 3.045, ci sono dei lavori da farli, facciamoli in compensazione. Il nostro regolamento lo prevede, il signor Licausi è disponibilissimo a farlo, perché io ieri ero con lui. Il signor Licausi le 7.000 euro che dovrà circa corrispondere alla nostra amministrazione tramite l'INPA li compenserà con lavori effettuati nella stessa villa, che poi dico io che quello che sta facendo lui dovremmo dargli soldi noi quasi quasi. E oggi noi avremo una bellissima manifestazione alla Villa Bonviglio, e che lì il sindaco forse dovrà tornare sui suoi passi, chiedere scusa alle creative, pregarle di tornare ad Agrigento perché altri comuni le stanno ospitando totalmente gratuite, e forse anche il consiglio comunale, guardandosi in faccia, i consiglieri dovranno quantomeno rivedere questo regolamento.